Domani entra in vigore il nuovo codice della strada. Occhi puntati con tolleranza zero per chi si mette alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Poi ci sono le multe per l'uso del cellulare alla guida. Un articolo del nuovo codice parla di eccesso di velocità ed è il punto che dà speranza alla gente, ai pedoni soprattutto, di vedersi tutelati dagli autentici criminali alla guida di auto e moto che sfrecciano nei centri abitati, anche nei pressi delle scuole, mettendo a rischio l'incolumità delle persone. Ben venga allora il nuovo codice della strada, purché proprio nei centri abitati si cominci a fare sul serio, con la presenza delle pattuglie per scoraggiare comportamenti incivili degli automobilisti, nei confronti dei quali serve davvero la massima severità per far cessare il rischio di gravi incidenti. Si facciano i controlli con le pattuglie a bella vista per dare un segnale di presenza delle istituzioni, non soltanto pattuglie nascoste al fine di sorprendere gli indisciplinati, ma è auspicabile vedere anche servizi di vigilanza più frequenti nei centri abitati, spesso terra di nessuno. C'è bisogno, insomma, di sicurezza, della quale tanto si parla.